Marco Androni, il portiere del Padova, che proprio all'ultimo secondo poteva portare alla vittoria la squadra biancoscudata. Un tiro libero ben tirato, ma bravo anche al tuo collega. Sì, dai, dobbiamo dare il merito anche al portiere avversario e niente, è stato bravo. La partita scorsa mi è andata bene a me, ho segnato uno su tiro libero e l'altro dalla porta, però vabbè dai, succede, ci teniamo stretto a sto punto e andiamo avanti. Senti, a mio avviso è un'occasione sprecata, perché il vantaggio di 2-0 a 10 minuti dalla fine è una partita che non si può buttare via. Poi a buttare via tutti questi punti alla fine potrebbero tornarci contro. Sì, specialmente perché sono in casa, di solito in casa facciamo fatica a pareggiare queste partite qua, voglio dire, di solito le vinciamo, però ci è capitato già 2 volte quest'anno e speriamo non capiti più. Senti, un po' di difficoltà nel primo tempo, poi nella ripresa sbloccato il risultato, sembrava tutto risolto. Sì, siamo partiti col piede giusto il secondo tempo. Il primo abbiamo un po' sofferto, però ci siamo rimasti bene in partita. Il secondo abbiamo iniziato alla grande e dopo abbiamo avuto quei 5 minuti un po' di difficoltà e vabbè dai, impariamo da sti errori. L'impressione è che vi piaccia proprio stare in vetta alla classifica, no? Però adesso c'è un derbissimo da superare. Il derby porta stimoli e sicuramente lotteremo per vincerlo perché dobbiamo vincere, noi siamo il Padova e dobbiamo vincere a tutti i costi. Ecco, quindi vi sentite all'altezza, insomma, non solo di affrontare un derby così impegnativo, ma anche di mantenere la vetta alla classifica? Certo, certo, noi ci alleniamo tutta la settimana con grande impegno e stiamo sudando queste posizioni alte e vogliamo stare il più in alto possibile.